Buongiorno a tutti amici, 10 del mattino, ci siamo svegliati presto con Davide alle 7, abbiamo comprato 2 bei tramezzini pronti per la cifra di pochi 2 euro, non me lo ricordo. Li abbiamo mangiati qui in camera perché avevamo il succo, abbiamo delle banane, quindi per risparmiare un po' siamo rimasti qua. E poi dovevo lavorare, devo editare perché uscendo tutti i giorni, visitando tutto tutti i giorni si lavora poco e voi video non ne vedete. E sapete quanto ci tengo per tutti voi. Rita si è allenata e si sta facendo un bagnetto in piscina. Io mi sa che vado a farmi fare il primo massaggio thailandese. Sapete che qui Muay Thai, cibo e massaggi è la nazione numero 1 per queste cose. Eccolo qua. Oh, mi sono spaventato. Cado sta Buongiorno. studiando qua fuori in terrazzino. Sì. E Rita si sta organizzando. Rita, che fai? Mi organizzo. Buongiorno. Ti organizzi che cosa? Ma quella non è una strada, è una sedia. No, è una sdraio. Sdraia perché lo dico io. È una sdraia? È una sdraia fissa. Me la pulisco. E non ti conviene metterti un asciugamano in terra? Me la pulisco. No, in terra e ti sdrai, anziché stare seduta. Non è seduta, no? Ah, ok. Un bagnetto in piscina me lo sono fatto anch'io. È mezzogiorno e vado a fare un po' di spesa. Dado se la gode ancora in acqua, Rita se la gode fuori al sole e Mirko mi sta già aspettando qua. È una piccola lista, che ne so, ci servono un paio di forbicine per le unghie dei piedi, ci serve un po' di pane, ci serve una bottiglia di succo di frutta per Dado, 4 cosette. Si rientra e poi andiamo a pranzo. Di pomeriggio vi portiamo in un'altra spiaggia, ragazzi. Dicevo, andiamo a scoprire un market economico e fornito, giusto? Economico nella media, non è l'Idel, ma confronto agli altri che sono sull'isola sì. È uno di quei brand che vendono tanto all'ingrosso per i grossisti, ma facendo anche il minuto vale la pena guardare i prezzi. Guardate che buoni prodotti, qua si trova la spremuta d'arancia, proprio spremuta al 100%, infatti è denso, lo vedete, bisogna agitarlo. Poi si può trovare, siccome qui sono famiglie numerose, addirittura in bidoncini da 5 litri. Comunque se avessimo la cucina potremmo fare una spesa normale come in Italia e mangiare in casa. Broccoli, verdure di tutti i tipi, pomodori, melanzane, tutto si trova. Guardate le carote che piccoline. Così ragazzi, perché vi piace sapere i prezzi, circa 90 euro 5 litri di olio. Da noi lo pagheremmo 50, 60, qui lo paghi 30 euro in più. I formaggi che importano non li fanno loro, costano un patrimonio ugualmente. Guardate, questo pezzettino costa quasi 30 euro, un pezzo di reggiano, mentre il grana costa un po' di meno. Pezzettone enorme, 30 euro anche questo. Pasta Agnesi, 72 quello? 72, sì. 72, quindi un pacco di pasta costa circa 3 euro, 2,50 euro, 2,40 euro. Pacchi di spaghetti giganteschi. Pacco classico, così lo capite perché in Italia si usano spesso questi, 71, sempre intorno ai 2 euro, 2,30 euro, qualcosa del genere. Adesso vi faccio vedere cosa ho speso e ho speso 40 euro per una bustina di roba, ci sono yogurt, marmellate, una baguette, sono 4 cose.
conviene sempre mangiare in giro. Stavo pensando di comprarmi una cucinetta, ma non ha senso. Ieri mi aveva promesso che mi avrebbe messo il portatelefono, sono passato e me lo stanno montando. Abbiamo comprato una cassetta di acqua, 6 bottiglie da 1,5 litri, 2 marmellate e un pacchetto di prosciutto affumicato, 4 scatolette di tonno e 2 di marmellata, un pezzettino di formaggio tipo gruviera, e una baguette, due succhi, uno d'arancio e uno tipo pera, e 2 pomodorini, quelli piccolini ciliegina, per un totale di circa 40 euro. 3 passi e siamo in cucina, ragazzi, in cucina a casa nostra. Thai omelette con riso, ragazzi. Questo è il piattone di Dado, un uovo che ricopre tutta la palla di riso che c'è sotto. Buon appetito. Hai azzeccato anche oggi, eh? Io ho noodles, pollo e verdure, ragazzi. Anche oggi pranzetto ho fatto, ho pagato circa 6 euro in 4. Assurdo oggi, eh? 6 euro in 4, ragazzi. Capite bene che fare la spesa non conviene davvero. Quindi stamattina ho visto dove si può comprare il pane, dove si può comprare il prosciutto, dove si possono comprare degli articoli che magari ci permettono di fare uno spuntino o una colazione senza uscire. Adesso andiamo a comprarci un coltello piccolino, tanto per tagliare il pane, per tagliare una fetta di formaggio. E poi niente, siamo liberi. Dado ha iniziato la scuola e noi andremo a visitare qualcosa, come sempre, ragazzi. Il nostro scooterone è qui, la Rita è qui. Andiamo a comprare il coltello adesso. Andiamo, sì. Abbiamo trovato un posto davvero top, c'è di tutto per quanto riguarda cibo, quindi verdure, carne, tutti i prodotti. E poi come un grande negozio dei cinesi in Italia, no? Che hanno di tutto. Qua addirittura tutta la roba per la scuola di Davide, colla, penne, taglierine, forbici, c'è veramente di tutto. È gigantesco, guardate questo capannone, non finisce più, qua si trova tutto quanto. A noi serve un coltello, ad esempio. Abbiamo trovato veramente un posto dove si trova di tutto. Piano piano ci stiamo organizzando, abbiamo trovato questo supermercato gigantesco e abbiamo comprato un po' di cosettine, fesserie, ragazzi, che qualcuna la lasceremo in giro e qualcuna ce la porteremo via con noi, come un taglierino, almeno puoi poggiare un pezzo di pane e un pomodorino e tagliare un pomodorino, se no non sai neanche dove poggiarti, e tagliare un pezzo di formaggio, sapete, qualche fesseria del genere. Un bastone per pulire in terra, vedete. Nel frattempo che Dado fa un po' di scuola, noi girottiamo sempre. Questo è interamente realizzato con una palma. Tutte le noci di cocco, vedete, questo è sempre della palma e tutte le scaglie sono della palma e queste sono parte delle foglie. Che ingegnoso chi l'ha fatto. E questa casetta per sedersi, carina. Che bellissimo. Col telefonino in mano. Guarda quante cose buone. Che profumo. Che profumo.
tanta roba ragazzi, è tanta roba. Irrinunciabile il mio gelato, assaggiali. Questo è un altro spiedino fantastico. Questo è intero e costa 10 baht. 10 baht sarebbero 27 centesimi di euro. Guardate che bello, 27 centesimi, tutta carne. Veneratissimi, guardate tutto i doni che gli fanno, gli portano da bere, da mangiare. Qui solo da bere, fiori, un sacco di doni, noci di cocco. You know I love you and I have no doubt. The time is on our side. Carine anche queste casette qui, queste palafitte, non troppo lontano neanche dal mare. I could help you hold your demons down while you drive them out. If you want to, we can leave this town and take you above the clouds. Whatever you see in your heart line, blame it on me, I don't mind. Whatever it is will be fine. Give it to me, I don't mind. It takes a lot to polish every thought, but I won't leave you now. I won't leave you now. So we fell, but we can work it out while we get back up. Whatever you see in your heart line, blame it on me, I don't mind. Whatever it is will be fine. Give it to me, I don't mind. Un'oretta l'abbiamo trascorsa in questo pontile al fresco, c'è una bella arietta qua vicino al mare, anzi attaccati al mare. Adesso rientriamo, incontriamo Mirko che ci ha mandato dei messaggi e poi tra poco finirà anche la scuola Davide. Stiamo godendo qualche pomeriggio in giro, in libertà, alla scoperta di Koh Phangan. They open on their knees when the old ones gone under the night. Finalmente vediamo anche le mangrovie, non le avevamo ancora viste. Che angolino, eh? Che posti ci sono in Thailandia. Per noi poi è tutto nuovo e quindi è meraviglioso. È che stanno costruendo tutto. Abbiamo conosciuto un signore che era venuto 10-11 anni fa e ha detto che è completamente diverso.
Questo posto tanti anni fa doveva essere un paradiso terrestre. Adesso ci sono case in ogni angolo, in ogni metro quadro dell'isola. E chissà cosa sarà tra altri 10. This morning has a clear light as any to see the horizon and the far. Excuses were too Adesso vi facciamo vedere un altro piccolo paradiso. gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. 10 minuti di scooter e siamo a casa. Oggi ragazzi mi sono fatto fare il primo massaggio thailandese. È stato bellissimo, ho pagato 400 baht, all'incirca sono 10 euro, un'ora. 10 euro un'ora. Non so cosa possa costare un massaggio in Italia o nel resto del mondo, ma penso sui 60-80 all'ora. È stato bellissimo. Sono bello rilassato, anche indolenzito, mi fanno male le gambe come dopo un allenamento in palestra. Comunque sono le 8:05 e andiamo a cena. Io, Rita e Mirko, come sempre. Andiamo qua vicino perché sono stanco e poi voglio riposarmi e rilassarmi. Stiamo girando molto, stiamo sempre in scooter da una parte all'altra, vogliamo visitare e vedere più posti possibile. Siamo sempre voraci di posti nuovi. Rita, sei pronta? Dado, idem. Sì. Poi Usciamo. abbiamo preso anche un po' di sole, quindi... Sì, un po' di mal di testa, è vero. testa. Ah, devo dire un'altra cosa. Avevo mal di testa anch'io, dopo il massaggio mi è passato. Non ce l'ho più. Avevo proprio un bel mal di testa. Quindi tutto positivo. Andiamo a cena e vi facciamo vedere cosa mangiamo oggi, prezzi e tutto quello che vi facciamo vedere ogni sera, ogni pasto. Andiamo. Andiamo a cena, Rita. Oggi ragazzi si ricena qua perché l'altro giorno ho visto un bel piattone di pasta allo scoglio e la sto desiderando. Abbiamo ordinato, io e Dado ci siamo presi gli spaghetti allo scoglio, che poi sono noodle, non sono spaghetti. E adesso prendiamo anche 2 birre, una per me e una per Rita. Mirko, acqua. Acqua dove ce l'ho? Bel piatto Rita, è arrivato in tempo record oltretutto. Sì, velocissimi. E birretta thailandese, Chang, mi piace da morire. Ieri ho cambiato e ho preso Leo, forse si chiama, e non mi è piaciuto, molto più buona questa. Questo è il nostro piatto, un po' differente dalla foto, però assaggiamo. Dado, anche il tuo, buon appetito. Buon appetito, un bel po' differenza dalla foto. Sì, sembrava, dalla foto sembrava una pasta allo scoglio italiana, e invece è totalmente diversa. Brodino. È la prima volta ragazzi che me ne vado scontento da quando sono in Thailandia, ma non ho mangiato thailandese, ho mangiato giapponese e faceva davvero cacare, mamma mia. Oggi la chiudiamo così, con una pessima cena, però è la prima e l'ultima. Finito di mangiare giapponese, ma perché giapponese qui? Sicuramente in Giappone mangi bene e come. Buongiorno a tutti amici, 10:10 del mattino, ho lavorato un'oretta e mezzo, ma ieri mi sono comprato gli occhialini per poter nuotare in piscina. Circa un mesetto fa mi sono infortunata alla schiena, non sono più riuscito a fare elastici, quindi almeno mi faccio 2 bracciate. La Rita invece ci sta dando dentro con i pesi tutti i giorni, si sta allenando. Grande Rita, ciao, buongiorno. Buongiorno. Io parto in piscina, ok? Aspetta, vengo anch'io. Eh sì, però fammi nuotare, non è che inizi a venirmi addosso o altro, ok? Ok. Dai, entra in bellezza. Eccolo. Dai. Che bellezza. Dai. Non entrare come un vecchietto, papi. Io sono un vecchietto. No. Attenzione, è partito.
Ragazzi, 30 minuti di nuoto ininterrottamente. Per me è un grande traguardo, non nuotavo da 20 anni e non mi allenavo da un mese. Quindi sono contento, piano piano migliorerò, magari domani ne faccio 40. Adesso spuntino e poi stasera c'è una bella sorpresa, non so se posso filmarla, un incontro di Muay Thai. Non so se poi posso pubblicarla perché magari c'è violenza, devo informarmi. Se fa ve la faccio vedere molto volentieri, se no vi faccio vedere tutto il contorno della sera. Adesso post allenamento 2 bananine che ci ha regalato la signora, la proprietaria di casa. Guardate che carine, piccolissime, molto molto buone. E poi magari uno yogurt e basta. Buongiorno Mirko. Buongiorno a tutti. Adesso andiamo a fare una dronatina, ragazzi, della spiaggia dove Mirko ha il suo bungalow, perché appena siamo arrivati il primo giorno ce l'aveva fatta vedere, mi era piaciuto particolarmente. Rita finisce di prepararsi, poi veniamo a prenderla e andiamo a pranzo. Mezz'oretta di nuoto, ragazzi, e lo ridico perché sono fiero. Domani 40 minuti. Scolpito. Addominali scolpiti. Il carapace è uscito. È uscito, sì. È uscito, sì. E si è girato subito. Il carapace è quello girato, appunto. Eccoci qua. Ciao Rita. Ciao. Anche Rita però si sta allenando tutti i giorni, Guardate tutti come i sono giorni. come sono tutti definiti, altro che Mirko. Beh, stai già andando bene? Sì, ho già migliorato. Verdurine, 3 allenamenti. Adesso compriamo il pane prima di fare questa dronata perché sta mezzo gocciolando e il drone non può bagnarsi. Oggi è ultimo giorno di scuola di Dado della settimana e domani è libero tutto il giorno, quindi usciamo dalle 9 del mattino e andiamo in posti assurdi, spiagge assurde, pranziamo di fronte al mare, vi faremo vedere posti meravigliosi. Siamo arrivati nella panetteria, c'è un sacco di pane buonissimo, guardate. E quindi mi farò tagliare delle fette di questo e me le congelo, mi compro un paio di panini e abbiamo sempre il pane per fare spuntini insieme a Dado. We open the Saturday. Ah, ok. We close the only Un Sunday. sacco di pane buono, grazie, ciao! Siamo andati a comprare il pane e fuori ci sono queste ragazze che fanno i massaggi, l'abbiamo fatta iscrivere al canale e voleva comparire nei video. Ciao! Ciao. What's your name? Chai. Chai. Ciao. Ok, nice to meet you. Nice to meet you. Un'altra curiosità, amici, questo è un ostello, si chiama Pangan Guest House e sopra ci sono le camere, ma sotto c'è un negozio di qualsiasi cosa che le persone, gli ospiti del suo ostello lasciano nelle camere, quindi zaini, valigie, guardate, scarpe, tutto quello che viene dimenticato, lui ha aperto un negozietto sotto. Stranissimo, mai visto neanche questo. E dopo aver comprato il pane compriamo delle bustine per surgelare, per congelare, così si conserva bene, ce l'abbiamo sempre in freezer. E possiamo farci degli spuntini più facilmente, ragazzi, senza uscire. Ci troviamo in un supermercato che si chiama Big C. Prendiamo anche un po' di frutta, questi sono dei mandarini, dice Mirko, che sono buonissimi. Guardate che strani il colore. Questo è Dragon Fruit, questo Sì. l'ho conosciuto in Marocco, è buonissimo. Queste sono cipolle, ragazzi, guardate che piccoline. E poi vabbè, questo è il loro regno, i peperoncini. Belli, 2 birrette da provare, la Chang che mi piace molto e anche una Singa dal 1933. Le mettiamo in frigo, noi il frigo ce l'abbiamo e magari sai una giornata di caldo in piscina, birretta a bordo piscina, Mirko, perché no? Grigliamo anche un coccodrillo. Eccoci qua di nuovo in camera, Rita si prepara, adesso però congeliamo il pane che ho comprato. Mettiamo in frigo le birrette. Ho comprato, guarda queste mele, dato. Vedo l'ora di assaggiarne una. Dolcissime. Sistemato e congelato tutto. Pane, messo in frigo pomodori, qualche lattina di birra perché come inizia a fare sole
e mi prendo un po' di sole in piscina, la birretta fresca ci starà. Adesso vi faccio vedere la spiaggia di Mirko dal drone, dalla visuale del drone, perché è molto bella. E poi andiamo a pranzo. Sì. Ragazzi, dronatina fatta, piccolissima, giusto per farvi vedere quest'angolino dall'alto. Adesso vado a prendere Rita e Dado e andiamo a mangiare. Mirko deve fare 2 commissioni. Ok, ci sentiamo dopo. A dopo. Ciao. Ho trovato un posticino, ragazzi, per pranzo non indifferente. Stanno grigliando cosce di pollo. Adesso faccio felice a Davide, non se l'aspetta. Prendiamo un po' di pane nostro e così mangiamo pane, pomodori, pollo arrosto. Vediamo se questa sorpresa sarà gradita. Vai, Cami. Io penso di sì. Pane come in Italia, secondo come in Italia. Oggi a Dado gli facciamo mangiare cosce di pollo arrosto, ragazzi, E poi magari mangiamo un po' di verdure, di pomodorini, o non lo so che cosa hanno di pronto, adesso glielo chiediamo. E mangiamo in questo tavolo qua. Io, Rita e Dado. E Mirko non viene? No, non viene a pranzo. Stavo facendo un giretto in scooter prima di andare a prendere Rita dopo la dronatina con Mirko. E ho visto questo ragazzo che stava grigliando. Qui grigliano tutti fuori da casa loro, vi faccio vedere. Allora mi sono fermato e gli ho detto: ma quelle 5 cosce di pollo ce le possiamo mangiare io e la mia famiglia? Sì, sì, hanno sbaraccato un tavolo. Non è un ristorante, hanno sbaraccato un tavolo loro e ci fanno mangiare. Buon appetito. Buon appetito. Cosce di pollo arrosto oggi in strada, trovato così per caso, e verdure e pane. Non l'ha trovata invece. Tanta roba oggi. Qui abitano loro, vedete. E queste magari le stavano anche arrostendo per loro stesso e non è detto. Adesso addirittura servito con 2 foglie forse di banano sotto, Non ve l'ho ancora chiesto, amici, ma vi piace questa semplicità, questo modo di vivere? A noi fa impazzire. Guardate dove abbiamo mangiato. E adesso vi dico anche quanto paghiamo. Io la sparo lì, credo 15 euro in 3, se va bene. Eccoci qua, pronti. Avevo detto 15 euro, invece ne abbiamo speso circa 10. 10 euro in 3, 3 euro a testa, 3,30 euro a testa, 5 cosce di pollo, 4 piatti di verdure e pomodori. Vabbè, basta.
Sì, certo, tornate domani. Sì, ci volevano già anche domani. Quanto? Dado prima della scuola si fa un bagnetto e io rispondo un po' di vostri commenti, poi faremo un giro come ieri. Mi riposo un po', abbiamo mangiato molto. Ho speso 3 euro a testa, ragazzi. Manco la pena di comprare le cosce, di arrostirle, non ha senso. Dado inizia la scuola e ci caccia via. Sono le 2:30 spaccate, alle 6 finisce. Noi andiamo a farci fare, Rita, una pedicure che forse non ti sei mai fatta fare in tutta la tua vita. No. Vero, la prima volta, ma qui i prezzi, ragazzi, sono talmente bassi, magari una pedicure costa 3 euro, capito? E quindi è piacevole, trascorriamo mezz'ora in un modo diverso. Ah, io non ho preso soldi. Ne ho io. E io se trovo da farmi fare un altro massaggio, mi faccio fare un altro massaggio. Con questi prezzi ci sarebbe da farseli fare tutti i giorni. Troppo bello. Ieri un'ora 10 euro. Rita stava desiderando un caffettino nel frattempo che stavamo cercando un posto per fare la pedicure a Rita. Abbiamo trovato Sage, Breakfast and More. Bel posto di fronte a una spiaggia, vi faccio vedere che bello. Caffettino espresso e cucchiaino, fallo vedere perché è bellissimo. Bellissimo. Il caffè è espresso corto, 1 litro. Cappuccino. Beh, Rita si fa fare la pedicure qua e io cerco un massaggio. Ecco qua ragazzi, qui mi farò fare un altro bel massaggio. Ho il massaggio, 400 baht. È stato davvero bellissimo, rilassante al massimo, una cosa meravigliosa, 10 euro. È davvero una cifra irrisoria per il piacere, per quello che provi. Adesso mi vesto e vado via. E vado a prendere Rita, avrà finito anche lei. Comunque non so se ve l'ho già detto, ma forse sì. Qui si guida come in Inghilterra, si guida dalla parte opposta. Ma mi sono abituato subito. Alle 9 ragazzi abbiamo una serata di gala, Muay Thai. Bellissimo, non vedo l'ora, non l'ho mai visto dal vivo. Ci saranno diversi incontri delle inferiori, magari anche di bambini. Qua combattono anche i bambini e poi ci sarà il main event, che è l'incontro clou della serata, magari per qualche titolo, e quindi sarà anche molto bello. Alle 9 di sera, sono appena le 5. Un'oretta Davide finisce la scuola. Oggi è giovedì 28 forse, novembre. E così poi è libero venerdì, sabato e domenica. In questi 3 giorni ragazzi vi faremo vedere tante belle spiagge e tanti bei posti di quest'isola. Stavamo aspettando che si liberasse Dado per uscire dalla mattina alle 9 e tornare alle 9-10 di sera.